Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati. Quest'oggi vi propongo una partita incredibile giocata pochi giorni fa all'interno del campionato europeo tra squadre, quindi la Coppa Europea, la Champions League degli scacchi, dove come protagonisti abbiamo da bianco Magnus Carlsen, giocatore incredibile che non ha bisogno di molte presentazioni, contro un giovane giocatore russo, Alexei Sarana. Per quale motivo vi mostro questa partita lo scopriremo soltanto durante la visione di questo video, lo scopriremo solo vivendo. E4 per il bianco, C5, cavallo F3, D6 e a questo punto Carlsen gioca alfiere C4. In tanti e precedenti video proprio qui sul canale commentavo come alfiere C4 possa essere lo sviluppo più difficile che il bianco possa giocare nell'apertura siciliana, semplicemente perché questo alfiere diventa, ops, ok, la freccia adesso è andata bene, questo alfiere diventa obiettivo facile del nero. Attraverso la spinta A6B5, quindi dal fianco verso il centro, oppure dal centro verso l'esterno, attraverso quindi la spinta del pedone in E6, dunque pedone D5. Alfiere C4 per il bianco è la mossa più difficile che il bianco stesso può giocare affrontando l'apertura siciliana. Cavallo F6 per Sarana, cavallo C3, dunque pedone 6, siamo pronti da nero a giocare D5. In alcuni casi, occhio, perché una semplificazione che può cercare il nero per togliere pezzi dalla scacchiera potrebbe essere cavallo per E4 e dopo una possibile ricattura nuovamente con D5, creando in quel caso la forchetta e quindi una semplificazione che spesso aiuta il nero. La partita è continuata con D4 e adesso, dopo questa sequenza di mosse, la nuova e comunque stravagante, interessante mossa di Carlsen, che in questo torneo ha giocato in modo incredibile, di fatto è riuscito a vincere la Coppa Campioni, uno dei pochi trofei scacchistici che gli mancava, performando in modo eccezionale, credo performance finale prossima ai 2900 punti in prima scacchiera. Dopo la cattura in D4, la ripresa di donna ovviamente è soggetta a cavallo C6, che è esattamente la mossa della partita, quindi donna D3. Un approccio veramente molto particolare di Carlsen, che potremmo anche dire che ha cercato un approccio italiano, non perché i giocatori italiani giochino così, ma un approccio d'apertura italiana contro la siciliana. Guardate quanto è strano e creativo questo sviluppo. Pedone A6, sembra spontaneo per il nero spingere in B5, alfiere F4, tutto contro il pedone arretrato. Qualcuno avrà già notato che la spinta in E5 sembra così facile da realizzare che sarebbe un peccato non farla per fare indietreggiare questo alfiere. Il problema, la controindicazione, che E5 conquista spazio in modo cattivo, forte, duro, lì sulle case nere, però lo cede sulle case chiare. In questa posizione cavallo G5 rientra tra le mosse molto interessanti per il bianco, cercando di impostare una tipica coordinazione in apertura lì sul punto F7. E se proprio vogliamo giocare simili all'apertura italiana, questa coordinazione rapida spesso rientra nella variante del fegatello, dove è chiaro che il bianco quando entra qui inizia a creare problemi contro un re del nero che resterà probabilmente al centro della scacchiera. Su alfiere F4 il nero ha deciso di giocare cavallo G4, semplicemente per giocare cavallo G5, cercare quindi semplificazioni e avere un approccio più facile per continuare la partita. Torre D1, tutto contro il pedone arretrato, torre D1 serve per sottrarsi da cavallo E5. In caso di cavallo E5 io semplicemente catturo una volta, se tu mi catturi ricatturo e adesso ci accorgiamo che l'idea di torre D1 era quella di creare questa coordinazione per creare l'inchiodatura del pedone D6. Ovviamente ci sono altri seguiti per continuare, tipo pedone per E5, la controindicazione è che io ti cambio le donne, ti obbligo a prendere con il cavallo che aveva il ruolo difensivo del pedone 5, quindi seguirebbe la cattura, pedone in più per il bianco e sappiamo che Carlsen con un pedone in più, soprattutto all'inizio in apertura senza compenso controgioco, chiaramente trasformerà tutto in una facile vittoria. Dopo torre D1, donna B6, donna D2. Questo pedone è indifeso come continuare in caso di cattura. Diciamo che il pedone B spesso è un pedone avvelenato perché dopo la cattura ci sono tanti temi interessanti, tra cui un torre B1 già mi sembra parecchio forte, perché guardate, torre B1, la donna è sotto attacco, deve spostarsi qua, non ha tante case, quindi io potrei cercare di attaccarla nuovamente con torre B3, potrei provare a creare qualche tema per intrappolarla, tipo
così H3, tu vai via, alfiere 3, ti ho tolto la casa di fuga, se arriva la torre qui, inizio a creare dei problemi. Ad ogni modo, se voi siete dei giocatori che amano il gioco creativo, lo spettacolo, non tiratevi indietro, perché dopo donna per e la partita potrebbe proseguire anche così: cavallo A4, ti attacco la donna, tu ti sposti, sposto il mio alfiere, se riesco a spostare la torre ci saranno i temi di intrappolarla. Ad ogni modo il pedone B2 è quasi sempre un pedone avvelenato, quindi se il vostro avversario cattura quel pedone, nei peggiori dei casi potreste anche arroccare corto, vi assicuro che avrete tantissima iniziativa. La donna qui è un po' fuori gioco e, come detto prima, sempre soggetta a degli attacchi. Dopo donna D2, alfiere 7, quindi alfiere B3, cavallo E5. La partita continua in questo modo, la mossa a Rocco sembra così facile e naturale che non è una mossa che gioca Carlsen. Carlsen gioca H4, pronti a conquistare spazio con il famoso pedone H, e Sarana torna indietro con la propria donna, alfiere G5 cercando di cambiare. Anche alfiere G5 è una mossa interessante, in caso di cattura vi assicuro che il bianco prende con il pedone H, attivando rapidamente la propria torre e a volte spingendo G6 sfruttando appunto l'inchiodatura del pedone H7. Quindi alfiere G5, pedone B5, catturo, riprendo, la presa di re è obbligata perché qualcuno, in questo caso il re del nero, è costretto alla difesa del pedone D6. Donna a scacco, re F8, anche questa mossa obbligata perché qualcuno, sempre lui, sempre quel re nero, è costretto alla difesa del pedone G7. Quindi torre H3, vogliamo attaccare sulle case nere. Il bianco Carlsen sta giocando in modo molto creativo, divertente. Se qualcuno ha nozioni teoriche dell'apertura italiana avrà visto che nella parte iniziale ha giocato seguendo gli schemi dell'apertura italiana. Se qualcuno ha nozioni teoriche dell'apertura francese, come avete visto, questa idea K4 con la torre tipica mossa dell'ascensore, ok, ancora in questo video non avevo nominato la mossa dell'ascensore, la manovra che tutti conosciamo per attivare la torre, tipica della francese. Torre H3, pedone H6 ti mando via, la donna va indietro, dopo alfiere B7, semplificazione centrale, cattura il pedone D6 e il parziale dice, occhio, alla fine di tutti i cambi, il bianco ha un pedone di vantaggio. La partita potrebbe proseguire magari con B4, voglio togliere il pedone centrale, e anche se quel pedone centrale indirettamente è difeso da questa torre. La torre che in H1 non svolgeva assolutamente nulla, in H3 aveva idea di attacco sul lato di re, adesso diventa protagonista perché in E3 attacca l'alfiere che non è difeso, dietro c'è un cavallo non difeso e quindi su F5 che difende l'alfiere, semplicemente F3, sfruttando l'inchiodatura. Se poi vogliamo essere ancora più cinici e incisivi, ci accorgiamo che questa torre è già coordinata sul punto E6, tutti contro il re. Quindi in questa posizione, e nonostante la sequenza di mosse creativa del bianco, il bianco è riuscito a mangiare un pedone. Alfiere C6, alfiere 2, questa è la partita, semplificazione centrale, semplifica una nuova torre, pedone B4 strategicamente forte perché blocca il pedone avversario su casa bianca, sulla casa del suo alfiere ma sulla casa anche del nostro alfiere. Tra poco la cattura, o meglio la manovra di quest'alfiere su quel pedone potrebbe essere importantissima. Torre H4 vuole cercare controgioco al centro, qui Sarana lo sa che sta giocando una posizione molto difficile, quindi deve cercare di complicare il gioco e bisogna assolutamente uscire dagli schemi. A tal proposito, la spinta in G4 serve per semplificare un po', portare il cavallo in gioco e magari rientrare dopo qualche semplificazione in una posizione pareggiabile. Carlsen non è d'accordo con lui, spinge F4, fa retrocedere il cavallo avversario e dopo G3, come vedete, la partita prosegue con una rocca artificiale. È carina questo zig zag, questa serpentina che dà sicurezza al re bianco, il re bianco lì in C1 e adesso diventa inattaccabile. La struttura pedonale è abbastanza solida e se il bianco riesce a eliminare il pedone B5, il bianco avrà due pedoni liberi destinati alla promozione. Torre H3 attacca, torre D3 difende. Occhio perché le mosse frettolose tipo torre G1 che difende, e chiaramente torre G1 è una mossa passiva,
ma dal punto di vista tattico potrebbe non funzionare semplicemente per cavallo per F4. Il cavallo lungo la traversa, meglio la torre lungo la traversa attacca il cavallo C3 che non è difeso e quindi cavallo per F4 risulterebbe essere vincente. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. La partita è proseguita in questo modo: torre 1, nuova manovra, nuovo tentativo di attacco di questo pedone, E5 tutto su casa nera, e dal punto di vista strategico è simpatico dire due parole su questa struttura pedonale. Come vedete, Carlsen ha bloccato tutti, e dico tutti e quattro, i pedoni avversari su casa bianca, e in presenza di alfieri dello stesso colore questo è un dettaglio importantissimo per il finale. Cavallo D1, quindi la partita prosegue, e a questo punto cavallo torna in C3, il controgioco di Sarana è tutto per catturare questo pedone, consapevole che nelle altre varianti più tranquille sarebbe destinato alla sconfitta. F5, molto bella da parte di Carlsen, cercando di creare un nuovo pedone libero. In caso di cattura seguirebbe scacco, tutti sposti, catturo qui, anzi no scusate, il re chiaramente si sposta qui, altrimenti doppio. Il bianco potrebbe proseguire con questa cattura e si ritroverà con 1, 2, 3 pedoni liberi, sufficienti per dire che il bianco vincerà. In questa posizione, dopo cavallo per E5, Carlsen ha giocato F6, cercando di creare una rete di matto. Sto minacciando cavallo scacco, quindi torre D8, matto. Cavallo D7 difende tutto, cavallo D6 intermedia, il re deve mantenere il contatto con il cavallo ma anche con il pedone, e quindi dopo F8 ci sono più modi per vincere. Il più facile probabilmente, forse il più evidente, è cavallo per F7, il più creativo cavallo F5. Tempo importante perché ti attacco la torre, e quando tu mi catturi interviene la mia torre sulla settima con minaccia di matto, minaccia del pedone, e questo pedone in F6 svolge un ruolo importantissimo perché crea la gabbia finale. Rivediamo dunque la partita. Approccio molto interessante di Carlsen, che gioca alfiere C4, un'interpretazione italiana dell'apertura. Cavallo F6, cavallo C3, pedone 6, tutto per cercare di realizzare quanto prima la spinta in D5. La partita prosegue verso questo binario e adesso Carlsen vuole provocare la spinta di uno di questi due pedoni. Torre D1, donna B6, donna D2. Molto interessante il punto critico: cosa accade dopo la cattura B2? A grandi linee ricordate che il bianco riesce a prendere iniziativa semplicemente con i propri pezzi leggeri contro quella donna. Alfiere 7, alfiere B3, cavallo E5, H4 per prendere spazio, e dunque la partita è continuata in questo modo. Dopo le semplificazioni, Carlsen fa indietreggiare il re avversario sulla prima traversa, quindi tipica manovra dell'ascensore, protagonista anche di questo video. La donna torna indietro dopo tutti i cambi, donna per D6, pedone in più, pedone pulito, perché tatticamente questo qui è un pedone incatturabile. Torre D1, pedone G5, A3, bloccando tutto, iniziando la manovra, bloccando tutti i pedoni avversari su casa bianca. Dal punto di vista strategico, Carlsen gioca in modo impeccabile. F3, G4, tentativo di controgioco, unico modo, unico approccio per il nero di dire la sua, e dopo F4 la partita prosegue verso questo binario. Il re, attraverso questa serpentina difensiva, mette il proprio re al sicuro, e per Carlsen è un gioco da ragazzi. Blocca prima di tutto i pedoni su casa bianca, dopodiché inizia la manovra con il proprio cavallo, e a questo punto la tattica vincente attraverso questa risolutiva F5 che indebolisce il punto F7, perché dopo la cattura centrale arriva F6 minacciando il matto in 2 che si difende con cavallo D7, ma è tardi perché dopo questa semplificazione non resta che rendersi che abbandonare. Partita molto bella da parte di Magnus. In questa posizione sembra che il bianco abbia preso le redini del gioco dall'inizio alla fine, non ha dato al nero alcuna possibilità di controgioco. Ottima vittoria. Poi, come dicevo prima, aggiunge un nuovo trofeo alla sua collezione vincendo la Champions League degli scacchi. Ciao a tutti e al prossimo video.